Amici bellini, buon Natale. Per chi crede in Dios, oggi è buon Natale, perché è la festività e noi non ci dimentichiamo, non dimentica, assolutamente. Quindi buon compleanno Diego, para sempre, senza dubbio, e non potevo non portarvi un video del genere oggi dove intervistiamo Angelo Forgione che ci fa una proposta di cui abbiamo forse già parlato, ma volevo farla arrivare bene perché potrebbe essere un regalo che noi possiamo fare a Diego, alla memoria di Diego, diventare più eleganti, e quello che non viene dalla società lo facciamo noi spontaneamente, perché il popolo napoletano è capace di questi gesti. Ricordiamo che siamo sempre quelli che hanno applaudito il Milan che ci vinceva uno scudetto in faccia. Ricordiamoci da dove veniamo e cosa siamo capaci di fare. Ivan Doc 72, benvenuto, iscrivetevi tutti al canale, lasciate tanti like perché Angelo Forgione lo merita, perché Diego Maradona lo merita. Ascoltate l'intervista, emozionatevi, dopodiché a fine video vi recupero perché vi devo dire un'altra cosa. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Amici bellini, è un piacere enorme proprio in questa giornata, specialmente in questa giornata, di poter riospitare sul canale il mitico, indissolubile Angelo Forgione. Bentornato. Grande Valerio, parlando di fluido indissolubile. Ciao Valerio. Tutto deve sempre rientrare, amico mio. Allora, è il 30 ottobre, adesso che gli amici bellini vedono, e ne parliamo subito, però voglio un tuo parere sulla partita Napoli-Bologna che abbiamo, insomma, io c'ho ancora il dolce in bocca. Che partita hai visto? Una partita senza storia, una partita che Napoli doveva vincere a mani basse, ma queste sono quelle partite che vanno vinte così, insomma. Non credo che il Napoli debba preoccuparsi di squadre come il Bologna, come la Salernitana, con tutto il rispetto, per carità. Adesso ci siamo fatti un po' la bocca buona, quindi queste partite vanno vinte assolutamente, un po' come fa il Milan, no? Il Milan lo sta facendo con il minimo sforzo, il Napoli invece con il minimo sforzo raggiunge risultati migliori. E a proposito, io ti direi che vedo un po' di crepe nel gioco del Milan tra Champions League e campionato. Le ultime 3 gare francamente mi stanno lasciando ben sperare in questo senso qui, quindi ben venga il calo dei ritmi del Milan, il calo di gioco del Milan, e ben venga anche la crescita del Napoli, anche in quanto a consapevolezza di quello che può essere un campionato di vertice. Consapevolezza, infatti Insigne nell'intervista lo dice, noi questo stiamo mettendo nella scatola di questo campionato, un po' della consapevolezza. Parla del Milan vicino, parla anche della distanza che si è creata un pochino con le altre, insomma speriamo di mantenere questi equilibri anche mentali. Però da una parte c'è questo che è bello e che ci fa star bene, da un'altra parte ci sono delle cose che potrebbero farci star meglio, e io ho letto la tua proposta e volevo che tu ne parlassi qui sul canale. C'è questo grido al rinvio del portiere, e con il Bologna l'ho visto anche non al rinvio ma proprio a partita in corso col portiere con la palla in mano. Nel rilancio parte questa parola che non c'è bisogno nemmeno di raccontarla perché è bruttina. Qual era la tua proposta? Ripeticelo. Allora, io proporrei, a parte di cancellarlo, se proprio non si vuol far proposte, cancelliamolo, perché qualcuno ci vuole convincere che questa roba è antica. A Napoli no, a Napoli sì, c'era l'abitudine di bersagliare qualche portiere un po' antipaticuccio. Bravissimo, perché io lo ricordo, io sono stato allo stadio quando ero più piccolo e ricordo, che ne so, un Pagliuca, un Cervone, c'erano dei target particolari che poi i motivi c'erano pregressi. Hai ragionissimo. Ma cosa gli si urlava? Gli si urlava bastardo. Esatto. Adesso non è che siamo tutti quanti, insomma, usciti da Oxford e Cambridge, però mi sembra che c'è un po' di differenza tra bastardo e M. Sì, si può dire, tanto oramai purtroppo l'hanno sdoganata. Vabbè, l'hanno sdoganata, ma non è nemmeno, è volgare, ma è italiano fondamentalmente, certo. Quindi però è brutto, insomma, anche urlarlo così gratuitamente. Ma io dico, il popolo napoletano, il tifo napoletano, che una costola del popolo napoletano, si è contraddistinto spesso per genialità, per inventiva, per originalità. Cioè, nel 2011 ci siamo inventati spontaneamente quel The Champions alla fine della sigla della Champions League, che ormai è diventato, insomma, il grido di accoglienza di tutte le squadre italiane, e non solo italiane. Cioè, l'abbiamo
sdoganato noi quel The Champions, e invece adesso noi dobbiamo andarci a prendere queste brutte abitudini che provengono da quello stadio che sta lì su, insomma, dalle parti ai piedi dei monti, delle Alpi, e francamente non è bello, non è bello, perché fare questa cosa in maniera automatica, come se fosse un dovere, insomma, come se fosse anche un qualcosa di positivo, folcloristico, francamente io non ci trovo nulla di bello, e credo che ormai tutti quanti ce ne siamo accorti che questa cosa è volgare e non è accettabile. Quindi qual è la mia proposta? Se proprio si vuole fare, perché è diventata un'abitudine, urlare al rinvio del portiere, facciamo in modo che anziché merda si dica Diego, ma diventa un'opportunità per valorizzare quello che è il nome del calciatore al quale è stato dedicato lo stadio. Pensa quanto sarebbe bello, rinvio del portiere avversario, ma anche il nostro, a ogni rinvio "Oh Diego!" Perfetto. Sarebbe secondo me una cosa molto più interessante. Onorare la memoria. Ci sono alcuni amici che mi dicevano il Napoli dovrebbe, non dico fermarsi ad ogni partita al 10° minuto, ma insomma fare dei piccoli gesti anche per ricordare al mondo quanto noi siamo legati a Diego, perché il discorso della Maradona Cup a me lascia con l'amaro in bocca, lascia amareggiato, che il fatto che Napoli non partecipi al primo, se vuoi, evento ufficiale che abbia il nome di Maradona, no? Certo, lascia la mano in bocca a tutti quanti questa cosa qui, insomma, io l'ho detto a più riprese, il Barcellona in quella partita francamente non c'entra nulla, ma proprio nulla. È chiaro che qua si tratta di organizzare una partita che possa fruttare in termini di immagine, di richiamo, ci sono di mezzo gli sceicchi, ci sono di mezzo società spagnole, però voglio dire, il Barcellona non c'entra nulla, da quella città Maradona è scappato dal Barcellona, ma anche da Barcellona in quella città è stato etichettato come Sudaca, che vale a dire terrone in Italia, ed ecco perché poi Diego ha abbracciato immediatamente la causa napoletana, perché pensava di venire a Barcellona e trovare una situazione più tranquilla sotto il profilo come dire antropologico, chiamiamolo così, sociale, e invece poi si è ritrovato in una spaccata divisione tra nord e sud. Lui è diventato subito, immediatamente paladino dei terroni, perché era il Sudaca che veniva fuori da quella situazione scomodissima di Barcellona. Il Barcellona non ha dedicato certamente il Nou Camp al suo nome, lo ha fatto il Napoli, l'ha fatto Napoli, non il Napoli, l'ha fatto Napoli, quindi io credo che invitare il Barcellona è proprio non lo so, un qualcosa che non ci sta affatto. Io penso che Diego da lassù non accetti assolutamente di poter vedere la partita dedicata al suo nome tra il Boca e il Barcellona. Il Boca perfetto, va benissimo, ma al posto del Barcellona ci deve essere il Napoli, ma tutt'al più l'Argentinos Juniors, ma il Barcellona proprio no. Non ci sta, e sono d'accordo con te. Tra l'altro nella giornata in cui il Napoli speriamo che sicuramente farà i suoi auguri e altre cose, io so che tu dipingi, perché io ogni tanto vedo, seguendoti su Instagram, non è che sul tavolo c'hai qualcosa che hai fatto da poco? Vedi, sì. Distrattamente, se distrattamente capita. Eccolo qua. Vedi. Eccolo qua. Io mo ti metto in copertina così, faccio intervista a Angelo Forgione però con la foto di Diego. E questo è un disegno a carboncino che ho dedicato a un Diego condottiero, perché questo non è il Diego giocatore, questo è il Diego selezionatore della nazionale argentina. Hai ragione, è un Diego maturo, diciamo forse all'apice della sua maturità, diciamo così. Poi è successo quello che è successo dopo, però insomma forse è quel Diego che ci piace ricordare in salute, e ce lo ricordiamo tutti quando era selezionatore dell'Argentina. Quindi se proprio non dobbiamo ricordare il Diego calciatore, cerchiamo di cancellare questa immagine di un Diego completamente abbandonato a se stesso, gonfio, povero lui per la morte che ha fatto. Quindi io ho scelto questo momento qui proprio perché mi dà l'idea di un Diego in salute, in tanta salute.
Bello, bello, mi piace tantissimo. Angelo, nel ringraziarti e nel chiudere, perché voglio veramente lasciarlo breve per far arrivare questo video il più lontano possibile, noi ci dobbiamo già affacciare alla prossima partita, non ci possiamo godere la vittoria col Bologna nemmeno per un attimo, perché domani già si gioca con la Salernitana, e questo derby che si può dire che lo sentono un po' più loro che noi. Cioè, storicamente questa rivalità Salerno-Napoli non è poi anche Napoli-Salerno, se vogliamo? Aiutami nella memoria storica. No, non esiste una rivalità Napoli-Salerno, ci può essere una sorta di rivalità, ma nemmeno diretta, perché insomma le partite tra Salernitana e Napoli non sono frequenti nella storia del calcio italiano. La Salernitana ha fatto 3 campionati di Serie A, qualche partita si è giocata in Serie B, quindi non c'è una tradizione in questo senso, assolutamente no. Anzi, se vogliamo, la rivalità dei salernitani è con i cavesi, con i nocerini, ma non sicuramente con i napoletani. È chiaro che poi, trattandosi della prima e della seconda città della regione, quando queste si incontrano, c'è sempre un po' antagonismo, chiamiamolo così. Non è rivalità, ma è il giusto antagonismo campanilistico che è giusto che ci sia, insomma, siamo vicini di casa, la casa mia, ognuno, sai, la casa è sempre qualcosa che uno ritiene sempre più bella del vicino, insomma, vorrebbe che fosse più bella del vicino, quindi la casa è sempre la casa, quindi a prescindere da ciò che accade, casa è sempre casa. È chiaro. Io ti ringrazio tantissimo, Angelo, spero che la tua proposta venga accolta. Sappiamo che lo stadio in questo momento non ha i gruppi organizzati, quella storia prima o poi si dovrà risolvere, speriamo, perché ho avuto dei video dai amici inviati. Tra l'altro c'è un video bellissimo che adesso lancio così con uno schiocco di dita. Amici bellini, buonasera a tutti dallo stadio Maradona. Vi ho portato una sorpresa. Sono in compagnia di Andrea, Federico, Andrea. Di dove siete, ragazzi? Torino. Troppo bello, faccio pure. Insieme a noi, non può uscire, questo YouTube ci fa chiudere. Io sono troppi anni che non sento il boato del San Paolo. Si chiama Stadio Maradona. Bravo. Quindi voglio solo vivere quelle sensazioni da pelle d'oca. Ragazzi, grazie e mi raccomando iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi. Forza Napoli. E abbiamo visto quindi, adesso te lo faccio vedere anche a te, di 3 amici, 3 tifosi del Napoli allo stadio in curva B da Torino, con accento torinese, con magliette del Napoli, che sono venuti a vedere Napoli-Bologna con l'amico Fabio Versatile che li ha intervistati. È un peccato proprio che non abbiano quella sensazione di curva che vibra, no? di canto continuo, perché è un po' silenzioso in questo momento il San Paolo, il Maradona. Ovviamente. No, guarda Valerio, stiamo facendo un campionato di vertice, manca quella componente. Io faccio un parallelo tra, se mi consenti velocemente, un parallelo tra il Napoli che ha vinto gli scudetti e questo che vorrebbe teoricamente cercare di vincerlo. Quel Napoli lì era un tutt'uno tra allenatore, anche se c'era un po' di, come dire, diatriba tra l'allenatore e i giocatori. All'epoca c'era Ottavio Bianchi, che non era sicuramente un festaiolo, però seppe tenere amalgamata la squadra in qualche maniera. Maradona era l'allenatore fuori dal campo e in campo. C'era un rapporto odio-amore tra l'allenatore e il giocatore, quindi tra Maradona e Bianchi. E poi c'era quella cornice fantastica dello Stadio San Paolo che accompagnò la squadra verso il primo tricolore della storia. Quest'anno mi pare che invece questa componente manchi, perché è vero, nella squadra c'è più sintonia rispetto ad allora, l'allenatore forse è più fratello che non padre rispetto a quello, a quanto non fu in realtà Ottavio Bianchi, però manca proprio questa spinta del pubblico e le partite del Napoli le sta vincendo per forze proprie. La difficoltà francamente ancora non è venuta. Io credo che quando ci sarà qualche difficoltà il pubblico potrà e dovrà fare la differenza, quindi si affretti chi di dovere a cercare di ricomporre questa situazione, perché il Napoli ha bisogno del suo pubblico, assolutamente. Si faccia presto, signori e signore, gli amici bellini. Angelo Forgione, grazie mille. Grazie Valerio, ciao a tutti e forza Diego, buon compleanno a te. Buon compleanno Diego.
E insomma ragazzi, nel ringraziare Angelo Forgione, ringrazio anche Fabio Versatile, inviato speciale dal io lo chiamo ancora San Paolo, che ci posso fare, non riesco a chiamarlo Maradona, ma lo sapete quanto amo Maradona. Tra l'altro ho cominciato a guardare la serie TV, no, che hanno fatto su Maradona, la storia sua, che c'è su Amazon Prime, e sono brividi dalla prima scena fino all'ultima scena del primo episodio. Ci sono 5 episodi, è la stagione 1, quindi ci sarà da piangere, poi magari ne parleremo, cerchiamo di non spoilerare. Ovviamente non è che è un thriller che devi spoilerare, però anche la narrazione è un peccato spoilerarla, godetevela veramente. E noi già siamo in prepartita perché dobbiamo affrontare la Salernitana, tensione ai trappoloni, io devo continuare a dirlo sempre, para siempre, per Diego e per tutto quello che noi rappresentiamo, perché mamma mia, questo campionato non la vuole finire proprio, non la vuole finire questo campionato. Lasciate i like, molti di più, perché molti si sono dimenticati, si sono appassionati al video stesso e si sono dimenticati i like. Io invece copriamo cose di cui non si parla. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo domani, ci può essere che escano altre cose, aspettiamo auguri ufficiali che sicuramente usciranno del Napoli e le iniziative che il Napoli ha detto che farà per Maradona. Comunque è passato parecchio tempo già e non va bene, quindi va bene il calendario tutto congestionato, va benissimo, siamo fuori da quella ufficiale, così aspettiamo, perché qualche cosa va fatta, perché non esiste proprio che proprio noi veniamo meno nell'onorare la memoria di quello che è stato il dio del calcio assoluto, indiscusso. Tanti auguri Diego, ci manchi tantissimo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.